Ciao a tutti, ben ritrovati, sono il maestro Fide Nicono Napoli e anche oggi vedremo insieme una partita molto interessante e vi sorprenderò. Quest'oggi vedremo insieme una mia partita giocata diversi anni fa, direi ad occhio 12 anni fa almeno. Allora, io gioco con il bianco, quindi avevo già la categoria di maestro Fide, il mio avversario invece era il fortissimo grande maestro bulgaro Krasimir Rusev con ben 2546 punti all'epoca. Allora, cos'altro potrei raccontare prima di iniziare? Questo qui era proprio l'ultimo turno di un torneo internazionale giocato in Calabria, quindi essendo l'ultima partita tra me e il mio avversario, quindi diciamo ai fini della classifica, era importante cercare di ottenere il punto pieno. E quindi ho giocato un'apertura abbastanza strana, tipo questa. Questa qui è un'apertura sicuramente minore, prende il nome di Attacco Veresov e in quegli anni diciamo che avevo avuto la possibilità di approfondire abbastanza bene un po' tutte le varianti con cavallo C3 alla seconda mossa e quindi ero abbastanza ottimista di ottenere una buona posizione contro il mio avversario. Il mio avversario risponde con cavallo F6, c'è da dire che l'idea di cavallo C3 è abbastanza semplice, il bianco qualsiasi cosa accada vuole cercare di spingere un pedone in E4 e quindi il nero, seguendo proprio questa strategia, decide di aumentare il controllo della casella E4. Come potrebbe il bianco spingere in E4? Ci sono diversi modi, magari lo sostengo, controllo la casella E4 con la regina, forse potrei farlo con il pedone, oppure la mossa della partita alfiere qui. Che è una mossa abbastanza logica. Qual è l'idea? Tolgo il difensore controllore della casella E4 e quindi mi preparo alla possibile spinta. Quindi queste sono semplicemente le idee dell'apertura. Tutta la partita, almeno nella fase iniziale, veicola per il controllo e la conquista della casella E4. E il nero potrebbe nuovamente sostenere 4 in due modi in questo momento, o con l'alfiere oppure con il cavallo, anche se non è molto evidente difendere la casella 4 con questo cavallo, però chiaramente qual è l'idea? Che se io cambio in F6 lui riprende di cavallo e la situazione è esattamente la stessa e a me manca un terzo alfiere che potrebbe riandare in G5 minacciando l'apertura in F6. Ok, quindi questa è la partita. Adesso cambio un po' il piano anche per decidere di giocare qualcosa un po' fuori dalla possibile preparazione avversaria. Decido di impostare questo impianto, quindi E3, E6 e a questo punto F4. F4 è una mossa molto interessante che aiuterà il bianco a impostare una situazione di attacco, una situazione futura in cui sarà molto facile cercare di attaccare sul lato di Re, dove probabilmente lui roccherà corto, con il cavallo che andrà in F3 e l'alfiere in D3. E da qui il cavallo salterà in E5 e chiaramente se già avremo arroccato avremo anche quell'idea che io chiamo ascensore, ossia una torre che va sulla terza, traversa e da lì si sposta di fronte al re avversario, quindi questa potrebbe essere benissimo una possibilità. E il mio avversario continua con alfiere 7, io diciamo semplicemente cerco di inseguire il mio piano che non è tanto diverso e ha un'altra apertura, perché questa struttura pedonale, magari per chi ha una conoscenza di apertura o comunque un po' di esperienza con questi pedoni, questi tre pedoni che si difendono tra loro, che in realtà a volte diventano anche 4, quindi un pedone in C3, D4, E3, F4, e prende il nome della struttura e dell'apertura a muro di pietra. Perché muro di pietra? Perché è veramente difficile giocare contro, perché è molto difficile cercare di rompere e alterare quella struttura, e quindi hanno dato proprio questo nome muro di pietra. E a questo punto avrei potuto continuare semplicemente con alfiere di 3 puntando sulla Rocco, però in realtà dopo C5 la mossa fastidiosa qual è? Una possibile C4 che obbliga il bianco a indietreggiare con l'alfiere, e quest'alfiere qui è un po' di intralcio perché magari rallenta senz'altro le manovre in cui questo cavallo da C3 si sposta in E2, poi chissà in futuro aiuterà l'attacco cercando di spostarsi in H5 e cosa importante, non saremo più in grado di attaccare sulle case bianche. Allora la mia scelta è stata ok, questo alfiere lo metto qui in B5, probabilmente la posizione si giocherà con un centro chiuso e allora sono ben disposto anche a dare la coppia degli alfieri. Ok, la partita è proseguita in questo modo e adesso il bianco semplicemente continua la sua strategia, quindi un cavallo fortissimo al centro e adesso qui magari si può intuire perché un pedone in D4 e un pedone in F4 sono molto forti se difesi da un proprio pedone, perché qualsiasi cosa accadrà
Il bianco nel momento in cui occupa la casella centrale avrà sicuramente più spazio. E anche nell'ipotesi che lui in qualche modo, e quindi adesso faccio delle mosse casuali, non so, alfiere 26, lui spinge, cioè il bianco porta la torre in avanti e ci sarà un cambio, ok, in questo caso diciamo sono le condizioni peggiori perché io cambio, prendo col pedone F, è vero che ho più spazio ma poi mi ritroverò anche con un attacco da matto. Quindi qualsiasi sia il momento in cui il nero in qualche modo cambierà questo pedone, il bianco semplicemente dopo la ripresa avrà sempre più spazio. Perché più spazio? Perché è stato in grado di portare un pezzo nella metà scacchiera avversaria. Infatti a me piace sempre interpretare la partita degli scacchi in questo modo, quindi adesso metto dei colori all'interno della scacchiera che stiamo guardando e solitamente il giocatore che supera la metà scacchiera, perché lo spazio dalla traversa 1 alla traversa 4 dovrebbe sempre essere controllato dal bianco e così come lo spazio dalla traversa 5 alla 8 dovrebbe essere controllato dal nero. Se uno dei due giocatori supera la metà scacchiera con un suo pezzo vuol dire che lì sicuramente ha un vantaggio di spazio. Ok, quindi in questo momento il bianco può essere soddisfatto perché ha un vantaggio di spazio. E allora continua col suo piano, quindi torre F3, e qui il nero ha cercato delle semplificazioni con cavalli in E8, ma io sono andato un po' per la mia strada perché l'idea di torre F3 è quella di portarla spesso in H3 oppure nella colonna di fronte all'avversario per coordinarla con la regina. E chiaramente F6 è una mossa che avevo previsto, quella tipica e fastidiosa forchetta contro la quale sicuramente non si può fare molto. Adesso che il pedone attacca uno dei due pezzi sarà perso. E ho continuato con regina H5 e questa è una posizione veramente curiosa. Allora, diciamo che se lui cattura l'alfiere, chiaramente io catturo in H7 con matto e questa diciamo darebbe al bianco una posizione chiaramente vincente. Vediamo un po' cosa accade se lui cattura il cavallo, perché io potrei comunque catturare qui con scacco e magari lui sposterà il re e qui dovrei essere certo di avere un attacco forte, altrimenti il sacrificio che ho fatto prima potrebbe non essere stata la scelta più giusta. E in che modo potrei continuare l'attacco? Forse potrei prendere qui. Per quale motivo? Magari io catturo in E5, se lui mi cattura potrebbe darsi che interviene anche la torre, o forse faccio prima uno scacco intermedio e poi cercherò di portare la torre qui. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. E comunque la situazione diciamo che non è per niente facile per il nero, però è chiaro che dobbiamo essere certi di saper come proseguire ogni volta che sacrifichiamo un pezzo. E nei peggiori dei casi, diciamo qualora il bianco, qualora non riconosca di avere un attacco immediato, diciamo che se sacrifichiamo un pezzo per quindi un pezzo leggero, alfiero cavallo per due pedoni, ma manteniamo l'iniziativa, quella è una situazione più che accettabile. Perché in questo momento, diciamo che quando io catturo col pedone F, comunque sia sto creando delle minacce. C'è una colonna libera dove io voglio attaccare il re, quindi portare una torre. Questo re ha un po' di difficoltà nel nascondersi, perché se fa un tentativo con cavallo C7, magari potrebbe seguire regina a scacco, pedone difende, nuovamente scacco, il re si sposta, io catturo. Ok, è evidente che i pezzi del bianco facilmente stanno conquistando spazio, creando minacce, si stanno coordinando tra loro e diciamo tutte situazioni che potremmo diciamo definire soltanto con una parola, diciamo che c'è armonia tra i pezzi del bianco, cosa che il nero chiaramente non ha perché tutti i pezzi magari si stanno incrociando a vicenda. Quindi torno indietro e allora dobbiamo escludere entrambe le possibili catture. Allora qui il nero gioca H6 e anche H6 non altera un po' la posizione di prima perché comunque resta sempre una minaccia sul cavallo, una minaccia sull'alfiere e qui dopo una lunga pensata ho giocato alfiere per. Alfiere per, lui cattura il cavallo e qui ho fatto un'altra mossa molto originale e interessante, ossia sacrificare anche in G7. Questa è una posizione veramente complessa e ricordo che dopo la partita ero parecchio soddisfatto perché comunque sia ho giocato in modo molto fantasioso e anche spettacolare perché io comunque ho sacrificato due pezzi per cercare di attaccare il re del mio avversario.
Ok, lui deve prendere di cavallo, altrimenti ovviamente questo alfiere potrebbe anche scappare, fuggire, e poi coordinando la regina su H7 e su H8 sicuramente ci sarà matto. Quindi cavallo cattura G7, scacco di regina, il re si sposta e qui ho giocato questa intermedia. Qual è l'idea? Semplicemente recuperare i pezzi. Una mossa del genere come torre G8 per difendere il cavallo non funziona perché la regina in G6 obbliga il re ad andare in F8 e dopo la cattura in E5 quel re è un po' corto di spazio. Quindi adesso arriva la semplice torre F1 che chiaramente porterà a un'ottima iniziativa. E probabilmente qui daremo matto perché anche su alfiere 8 gli metto una torre in F1 e se difendesse con l'alfiere gli do matto in una, o meglio do matto in una con la regina, se difende con l'altro alfiere io sicuramente potrei catturare e anche qui resto in una situazione vantaggiosa. Poi questa è una posizione così bella che probabilmente verrebbero fuori mosse anche molto interessanti, tipo questa: io sacrifico la regina, lui mi ricattura, io catturo, non c'è altro che difendere con l'alfiere, allora io catturo con la torre, quando lui andrà giù nuovamente scacco e dopo che riprendo la regina mi ritroverò magicamente, diciamo così, con un cavallo di vantaggio e dei pedoni liberi. Quindi questa è chiaramente una posizione molto molto vinta. Tornando alla partita, quindi dopo torre G3 e abbiamo visto un po' quello che potrebbe accadere, non c'è di meglio che provare a fuggire. Quindi questa è la mossa che ha fatto effettivamente il nero. Io cattura di torre e anche qui stiamo creando una minaccia. La regina che va in G6 minaccia matto. Quindi serve una via di fuga per il re. E allora in partita lui ha mosso l'alfiere, io ho catturato al centro. Anche qui la domanda potrebbe essere: perché con questo pedone e non con quest'altro? Qual è la differenza? Allora, prendere col pedone D ha due idee. La prima è mantenere un'isola, quindi un gruppo di pedoni unito, pronto per avanzare. E l'altra idea è aprire la colonna D dove probabilmente fuggirà e si nasconderà il suo re. Quindi con una torre in D1 e quando lui sposterà il re avrò delle idee in più per l'attacco, che poi sono le stesse idee che si sono verificate in partita. Quindi torre D1 e torre C7, cavallo E4 e adesso questa mossa spiega un po' l'idea iniziale. Quindi la torre D1 serviva per cercare di portare il quarto pezzo in attacco, perché adesso il bianco con soddisfazione può affermare di avere 4 pezzi pronti per attaccare. Un cavallo in E4 è chiaramente molto fastidioso perché potrebbe già saltare in G5, saltare in F6, a volte in D6, quindi questa resta senz'altro una posizione comoda. E questa è la partita. Ok, scacco, il re si sposta, catturato questo pedone e chiaramente adesso i pedoni diventano tanti, diventano 4 pedoni per un pezzo leggero, per un alfiere. E è chiaro che se il nero riuscisse a semplificare la posizione, il fatto di avere la coppia degli alfieri lo aiuterebbe per impostare e cercare una strategia. Ok, la partita continua in questo modo. Torre D7 è una mossa logica perché comunque sia nel momento in cui si è schiodato e ha schiodato il pedone D, si è tolto da questa inchiodatura, sta minacciando il cavallo, allora questo cavallo deve andare via. E qui inizia una sequenza veramente bella perché io sto creando la minaccia di catturare la torre e ricordo che questa partita l'ho commentata qualche mese dopo averla giocata per una rivista e qui paragonavo questa sequenza di mosse come un incontro di pugilato, perché è una mossa nera forte corrisponde a una mossa bianca forte e così via per un giro di qualche mossa, perché lui semplifica la posizione, io catturo, lui cattura e qui sto creando un altro attacco, sto minacciando matto, quindi lui difende e io continuo a fare un'altra mossa forte, pronto per cercare di creare questo KO scacchistico della posizione. E a questo punto lui sposta il re per attivare il suo alfiere, regina 7 attacco torre e, cosa importante, sto anche minacciando il pedone. Infatti la partita ha continuato in questo modo molto affascinante, torre per cattura il pedone C5 attaccando la torre e quindi direttamente il re, e dopo il cambio raggiungiamo questa posizione. E questa è una posizione fantastica, direi che personalmente ho fatto anche delle ricerche. C'è una particolarità, abbiamo appena giocato 31 mosse e il bianco ha tutti i pedoni. Io personalmente nel mio database di partite non ho mai trovato
e tutt'oggi, ad oggi, non ho mai trovato partite in cui dopo 31 mosse un giocatore abbia tutti i pedoni. Ok, purtroppo il mio avversario dopo la sua mossa cattura un mio pedone, però è anche vero che dopo Re F2 si arrende. Per quale motivo? Perché questi 4 pedoni sono molto più forti di quest'alfiere, possono tranquillamente avanzare anche senza l'aiuto del re, ma chiaramente, dato che il nero non sta creando alcuna minaccia, è tutto veramente molto più semplice. Allora, questa partita, come dicevo, è una partita che ho giocato io, era l'ultimo turno di questo torneo internazionale, e poi alla fine, dopo la vittoria, sono arrivato quinto. Era il torneo internazionale di Bagnara Calabra, appunto in Calabria. E molto bella, ad oggi ritengo sia una delle partite più belle che abbia mai giocato. Era uno dei primi grandi maestri che riusciva a battere. Il bianco effettivamente è riuscito a prendere l'iniziativa dall'inizio alla fine, giocando questa apertura poco conosciuta, che è appunto l'attacco Veresov. L'importante è che qualsiasi apertura voi giochiate dovete bene o male sapere le idee in attacco e in difesa e i piani principali. Poi il resto lasciate, diciamo, spazio alla vostra fantasia, alla vostra creatività, e spesso verranno fuori delle partite molto, molto belle come questa. Ok, vi ringrazio per aver seguito questa spiegazione, questo video, e questa partita, così come tutte le altre, le ritrovate nello studio di chess e pubblico qualora vogliate scaricarla o intervenire nei commenti. Ok, appuntamento al prossimo video, grazie per aver seguito. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!